Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, giovedì 15 settembre. Allora, siamo con l'onorevole Giorgia Andreuzza, che è candidata nel collegio uninominale sostenuta dall'intera coalizione di centrodestra. Oggi è arrivato proprio oggi un comunicato dalla Regione Veneto che sta anticipando 74 milioni, se non erro, per il trasporto pubblico, soldi che avrebbero dovuto arrivare dallo Stato, ma siccome in questo momento ci sono tutta una serie di difficoltà, però la Regione ha preferito anticipare le aziende di trasporto per non lasciarle, diciamo, in difficoltà. La Regione ha fatto una grandissima operazione che dimostra quanto ci tiene al territorio, all'efficienza dei servizi e pertanto veramente è da ringraziare questo sforzo che sicuramente ha fatto, però ha messo in riparo un servizio importante. Ma l'altro punto, quello che sostanzialmente è molto grave, è proprio l'inefficienza dello Stato. Questo capita col trasporto pubblico locale, ma mi è capitato con altri interventi dove ci sono le risorse stanziate, ma poi le lungaggini all'interno dei ministeri, la burocrazia, il Ministero dell'Economia e Finanza che tiene i cordoni, diciamo, della borsa molto stretti, non fanno sì che ci sia la fluidità, il corso, diciamo, del provvedimento fino alla fine, e queste cose servono subito. Questo è segno che l'autonomia è una cosa assolutamente fondamentale, perché proviamo a immaginare, è la dimostrazione, perché così come si sta muovendo la nostra regione, si sta muovendo con responsabilità. Responsabilità vuol dire intervenire subito per dare un servizio. Allora, dobbiamo capire che materie come queste, che sono anche di competenza regionale, se devono aspettare che lo Stato trasferisca i soldi che poi non arrivano, rischiano di risultare inefficienti se aspettano lo Stato, mentre invece in maniera autonoma, se avessero la piena gestione e le risorse, sicuramente riuscirebbero a dimostrare la loro efficienza con responsabilità. Siamo col sindaco Mauro Armelao al termine della riunione con i balneari con l'onorevole Giorgia Andreuzza per le prossime politiche, ma volevamo discutere un altro tema, l'hotel Capo Est e lo sgombero. Prima volta che viene preso un atto simile così coraggioso. Sì, io credo che sia un atto dovuto. Penso che un sindaco che viene eletto, viene votato dai cittadini, debba dare delle risposte, ecco, con senso di responsabilità. Dopo aver chiesto al prefetto, appunto in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di effettuare un controllo interforze, che è stato fatto il 25 agosto, dopo questo controllo, diciamo, sono arrivate le relazioni da parte dell'ASL, da parte dei vigili del fuoco, da parte dell'ufficio tecnico nostro del comune, e io come sindaco mi sono preso questa responsabilità di non dichiarare inagibile l'ex hotel Capo Est, perché quello l'ha dichiarato il dirigente, ma come sindaco, nei miei poteri, ovviamente ho deciso di fare un'ordinanza di sgombero, appunto perché lì dentro c'è pericolo per le persone. Quindi senza se e senza ma dovevo dare questa risposta ai cittadini residenti, ma partendo proprio dalla sicurezza di chi è all'interno. Quindi sono stato, non dico obbligato, ma mi sono sentito in dovere di farlo, di fare questa ordinanza di sgombero. Adesso so che oggi la polizia locale ha notificato ai cittadini che ci sono all'interno della struttura questo provvedimento. Entro 48 ore devono rilasciare la struttura. Sappiamo ovviamente benissimo che c'è anche il sabato e la domenica, ma lunedì andrò personalmente a controllare che all'interno della struttura non ci siano le persone. Se ci saranno queste persone, chiaramente chiamerò il prefetto, chiederò di convocare urgentemente un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e in quella sede chiederò l'aiuto della forza pubblica per sgomberare l'intera struttura. Perfetto, una cosa, le persone che sono là all'interno? Le persone che sono all'interno, c'era una sola famiglia che era residente,
c'è una famiglia di Chiogiotti che è stata, al momento ha trovato una collocazione da un'altra parte, tutte le altre persone non sono residenti a Chioggia, quindi possono tornare presso il proprio comune di residenza, molte delle quali anche straniere, diciamo. Ma al di là dello straniero e dell'italiano dovranno tornare presso il comune di residenza. Ti ringrazio moltissimo. Grazie. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Sono tornati in mare da pochi giorni, ma già non vedono una prospettiva a lungo termine. Il problema con cui si sono risvegliati al termine del fermo pesca è lo stesso con cui avevano legato le barche circa un mese fa, il caro gasolio. In Spagna il gasolio costa 77 centesimi alla pompa, sul suo prezzo vengono praticati 20 centesimi di sconto, il prezzo che aveva anche in Italia prima di questa bagarre, costola del conflitto russo-ucraino. In Italia oggi, nonostante lo sconto, il gasolio costa 1,24 €, ben 47 centesimi di differenza al litro, quando il serbatoio di litri ne può contenere 10 o 12.000. Comprensibile che il caro gasolio stia strozzando aziende che da generazioni escono in mare, e comprensibile che con l'aumento dei costi in questa proporzione il futuro che si vede non sia roseo. È più che comprensibile che si facciano confronti con altre nazioni, vedendo che altrove si trovano soluzioni e che in Italia si parli tanto ma non si giunga a conclusioni utili. Solo ieri sono arrivati i codici da utilizzare per poter usufruire del credito d'imposta, attesi da un paio di mesi, ottenuti dopo riunioni su riunioni tra armatori, cooperative, arrivando a Venezia prima e a Roma poi. Ora gli armatori potranno defalcare il 20% a parziale rimborso dell'aumento del gasolio, quando, sempre in Francia, uno tra i maggiori competitor dell'Italia nell'ittico, il credito d'imposta concesso è stato del 37%. Il mare, ora come ora, ha anche bisogno di un po' di maltempo per ossigenarsi, lo si vede da ciò che si pesca, che è in sofferenza, ma i problemi importanti sono quelli che sono legati alla volontà politica, quella necessaria per mantenere basso il prezzo del gasolio in modo che pescare sia remunerativo per le aziende, quella indispensabile perché vengono messe in atto quelle misure a tutela dei marinai che avanzano ancora alla cassa integrazione del 2021 e per i quali la CISOA continua ad essere una scatola piena di nulla, costituendo a distanza di mesi dalla sua approvazione per il settore pesca ancora solo un costo aziendale. E questo nonostante gli incontri, gli scioperi, le riunioni, i viaggi, gli accordi e i disaccordi, problemi di cui si è parlato a profusione sperando di poterli risolvere. La delusione di chi si batte da anni per il settore in cui lavora è tangibile. Ora l'unica speranza è che il governo che uscirà dalle prossime elezioni cerchi di risolvere queste situazioni che stanno portando al disastro economico. Gravi danni causati da vandali alla tensostruttura del centro vaccinale di Mirano presso il bocciodromo comunale. La direzione dell'US Tre Serenissima ne è venuta a conoscenza ieri di prima mattina. I vandali si sono letteralmente accaniti sulle strutture installate nel corso della campagna contro il Covid-19 per dare riparo alle persone in attesa. Ne hanno sfregiato le pareti telate con numerosi tagli, rendendo la struttura inutilizzabile per tutta la lunghezza del tunnel estensibile. Inoltre gli stessi, ancora ignoti, hanno asportato i componenti dell'impianto elettrico che serve la struttura della corrente necessaria,
e hanno danneggiato i cartelli riportanti le indicazioni verso il centro vaccinale. Solo la tensostruttura ha subito danni, il bocciodromo servito da impianto d'allarme non è stato danneggiato, come non sono stati inferti danni alla parte interna della sede vaccinale dove si trovano i box e le strumentazioni. A quanto afferma Edgardo Contato, direttore generale della US 3 Serenissima, si tratta di un gesto insensato rivolto con accanimento a una struttura posizionata a tutela delle persone in attesa della somministrazione del vaccino. Un gesto, secondo Contato, che sembra voler ferire gli operatori impegnati nella campagna vaccinale e i cittadini che collaborano in modo responsabile a contrastare la pandemia, che sono la maggior parte. Ora l'azienda sanitaria sta valutando come ripristinare la struttura danneggiata. La denuncia è stata fatta. Le attività programmate di vaccinazione non subiranno nessun tipo di rallentamento o di variazione. Un evento organizzato da Porto di Mare con il supporto della Darsena Mosella si svolgerà a Sottomarina nelle giornate del 17 settembre sabato e 18 domenica. Si tratta di marinaio a quattro zampe dedicato alle imbarcazioni che portano a bordo un quadrupede. Una a 2 giorni dedicata al benessere e al comfort degli animali a bordo. Sabato 17 allo stabilimento balneare Indiga a partire dalle 16 si terrà una conferenza in cui i medici veterinari si esprimeranno sul tema della vita a bordo di un cucciolo e alle 17 la dimostrazione in mare di conduttori e cani da salvataggio della scuola italiana Cani da Salvataggio. La stessa dimostrazione sarà poi replicata anche nei pontili di Darsena Mosella. Alla cena che seguirà ci saranno ospiti 2 skipper che hanno fatto della loro barca una casa anche per il loro cane. Domenica ci sarà una gara nel tratto di mare antistante Sottomarina tra le imbarcazioni che ospitano un quadrupede con assegnazione di premi. L'evento è aperto da quest'anno anche a chi un animale vero non lo ha, ma condizione indispensabile sarà quella di amare gli animali. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 15 settembre, è la farmacia al Lido in Viale Padova, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!